Bisogna utilizzare alcune precauzioni, pertanto la prima è di tenersi a distanza dei corsi d'acqua, sia quelli grandi sia quelli piccoli. E raccomando di non andare nella zona di Lambioi, dove sapete che c'è un grosso cantiere proprio ancora per la tempesta Vaia, dove il Genio Civile sta lavorando, dove il BMGSP stanno lavorando, quindi lì noi cerchiamo di non avvicinarsi. Prestiamo attenzione naturalmente agli alberi, visto che abbiamo già visto che cosa può capitare. Cerchiamo di mettere in sicurezza nelle nostre abitazioni tutte le cose che possono volare. Per sicurezza magari non teniamo le automobili in garage sotterranei, evitiamo magari zone quindi che potrebbero allagarsi, anche se spero che non ci sia questo tipo di problema. E, naturalmente prestiamo attenzione anche alla possibilità che possa andare via la luce elettrica, potrebbero esserci dei blackout. Tutto questo perché ricordiamoci che dopo la tempesta Vaia ci sono state molte modifiche nel nostro territorio, per cui mancano dei boschi, quindi è possibile che si formino anche alcuni accumuli di acqua nelle nostre montagne che scendano giù in modo più rapido rispetto a ciò a cui siamo abituati, quindi è opportuno prestare attenzione perché anche noi non possiamo conoscere esattamente come il nostro territorio diciamo, reagirà.